Silvana, buonasera a tutti. Siamo ben rappresentati perché c'è anche tanti consiglieri, c'è tanti amici, ma soprattutto tanta gente, è quello che riempie il cuore. Riempie il cuore perché comunque c'è il santo di cui provo un'invidia incredibile, perché sa suonare, fa professore, sa di calcio, tutte cose che non so fare io, quindi in realtà cose che ho parlato bene, ma in realtà poi dopo fare il sindaco con i tutti, però suonare, fare il professore, tanta roba, siamo a tanti livelli altissimi, quindi è un piacere perché hanno portato, che non è facile, perché penso che già cantare non è facile, cantare nel nostro dialetto è ancora più difficile, penso, presumo, trasformarlo in una canzone, mettere insieme tutto, nonostante ci siano degli artisti meravigliosi, Vico Omar, Enea, bravi, veramente è stato un piacere enorme sentirli. È un piacere enorme tradurre la nostra terra, perché alcune canzoni hanno toccato il cuore, non solo per le persone ma anche per il territorio, ma io dico sempre, no, questo è il territorio più bello del mondo, ma poi sono le persone che fanno la differenza. Ecco, passando tesariete, patrimonio del Delta. Ecco, Dove Vigna d'Andare è proprio una canzone che parla di tutte le cose che hanno detto di noi quando le prime volte si andava a scuola ad Adria, noi magari i nostri genitori, o tutte le volte che andiamo a giocare in qualche campo dell'Alto Polesine, anche semplicemente di là dalla Romea, che poi di fatto sono anche, finché la parola rientra sempre nei canoni dello scherzo, della presa in giro, è anche bello che i vari campanili si scontrino ancora. E quindi questa canzone qua un po' va a riprendere tutte le cose per le quali chi non abita qui ci prende un po' in giro. Dove Vigna d'Andare? Scarabocci in mezzo al mare, una catena va alla paglia, pensiamo che sia
Grazie mille. Sta suonando per noi alla fisarmonica Michele. Al flauto Elena. Alla chitarra acustica Omar. Al basso Alessio. Alle percussioni il vecchio Enea. Ai cori Laura. Alessandro Tessalini.